Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, mercoledì 30 agosto. Come noto, tra le diverse attività di istituto che caratterizzano la stagione balneare, buona parte dell'impegno del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, è rivolto alla vigilanza in via preventiva e alla repressione delle condotte o comportamenti irregolari e quindi pericolosi da parte dell'utenza diportistica. In linea con la più recente direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di nautica da diporto, nel corso della stagione estiva 2023 la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Chioggia ha intensificato le attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione da diporto e della balneazione, specialmente in prossimità di aree interdette alla navigazione, di spiagge e di zone soggette a intenso traffico, di verifica sul rispetto della specifica norma in tema di locazione e noleggio di unità da diporto, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei previsti titoli professionali per il comando, la condotta e la direzione tecnica in relazione al tipo di unità adibite a tali attività commerciali e alla navigazione effettuata. In esito ai controlli ad oggi svolti è stato rilevato che rispetto alla scorsa stagione estiva le sanzioni contestate per la violazione del codice della nautica da diporto sono quasi triplicate, mentre le sanzioni contestate in violazione all'ordinanza di sicurezza balneare in vigore sono raddoppiate. Dall'inizio dell'operazione nazionale Mare Sicuro 2023, 17 giugno 2023, sono stati comminati complessivamente numero 157 verbali amministrativi. Ciò premesso, nel sensibilizzare l'utenza diportistica e, più in generale, i fruitori del mare per finalità ludico-ricreative ad una più attenta osservanza delle regole, al fine di prevenire incidenti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Chioggia, proseguirà con la propria componente operativa a garantire una costante vigilanza delle acque marittime lungo il litorale e nell'ambito dei porti di giurisdizione. Granchio Blu, ci sono indiscrezioni, dicono che l'aiuto dal governo non arriverà, lei che settore si fa? L'aiuto del governo c'è già stato con 2.900.000 euro già stanziati. Al governo oggi noi chiediamo, l'ho chiesto io per primo a livello nazionale l'8 di agosto, che dichiari lo stato d'emergenza. Questo ci aiuterebbe ad aiutare i nostri pescatori, visto considerato che pensi solo il 40% delle vongole a livello nazionale viene prodotto dal Veneto e sono 52.000 quintali, l'80% verrà divorato dal granchio blu. Ma notizie in proposito? Non ho nessuna notizia, però so che il tema è attenzionato. Ha parlato di dramma in questo momento? Beh sì, per noi veneti sì, lo è, per noi, per gli emiliano-romagnoli, perché comunque anche in Emilia-Romagna c'è questo problema, per il Friuli Venezia Giulia, ma il granchio blu colonizzerà tutte le nostre coste, visto e considerato che adesso abbiamo ad esempio le femmine di granchio blu che non restano più in laguna ma vanno in mare. Come è stato detto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'emergenza granchio blu è sempre più pesante per il mondo della pesca. Tragica sta diventando la situazione che riguarda le vongole veraci e le cozze DOP. Marco Dolfin, consigliere regionale, conferma che bisogna intervenire da più fronti e rende noto di un'azienda, la Reti Brenta Impianti SRL, che sembra aver ideato un prototipo di trappola adatta alla cattura del granchio blu, ora in produzione, utile per proteggere vivai e semina. La descrive come una gabbia in acciaio inossidabile che sarà usata in via sperimentale sia a protezione dei vivai che di cattura per i granchi blu. Certamente, anticipa il consigliere, oltre a questa trappola si dovrà intervenire con ammortizzatori sociali per tamponare l'emergenza. Si deve operare su più fronti, si sono già individuati il commercio, l'expo, quello enogastronomico, cosmetico, oltre che le semenze e i mangimi. Tutte strade percorribili, afferma, ma il primo obiettivo deve restare la tutela della pesca e della nostra produzione, che oggi è in serio pericolo.
Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Nella splendida cornice del centro storico di Sottomarina, domenica 27 agosto, si è svolto un evento di beach volley che ha raccolto un'affluenza eccezionale. L'unione tra Point Beach di Mestre e Giant Point Alternative ha dato vita a un torneo coinvolgente, attirando circa 100 talentosi atleti da tutte le parti del Veneto. Nonostante il primo anno di esperienza nel beach volley per Giant Point Alternative, la collaborazione con il collaudato Point Beach di Mestre si è dimostrato un connubio vincente. Le partite hanno regalato spettacolo e adrenalina, mostrando la dedizione e la passione di tutti i partecipanti. L'evento è stato un successo oltre ogni previsione grazie al contributo degli atleti, del caloroso pubblico e degli sponsor. Questa indimenticabile giornata di beach volley ha dimostrato che la combinazione di passione e collaborazione può creare un'esperienza sportiva straordinaria. Guardando al futuro, gli organizzatori hanno già in mente di ripetere l'evento il prossimo anno, puntando a superare ogni record e offrire un'esperienza ancora più entusiasmante per gli appassionati del beach volley nel Veneto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sono state approvate alcune modifiche alla legge quadro regionale sul turismo che esonerano le agenzie di viaggio online con sede legale in Veneto dall'obbligo di avere un ufficio aperto al pubblico. Le agenzie che vendono viaggi e pacchetti turistici esclusivamente online presenteranno quindi alla Regione una domanda di SCIA online. Dovranno essere mantenuti gli stessi requisiti previsti per le agenzie turistiche con sede fissa, quali avere un direttore tecnico e una copertura assicurativa a tutela dei clienti, oltre che assicurare assistenza obbligatoria nei viaggi all'estero. La vigilanza a riguardo spetterà ai comuni di competenza. Riconoscere la possibilità di esercitare questo servizio anche solo in via telematica sembra essere un intervento utile e necessario per sostenere un settore pesantemente penalizzato dalla pandemia. Secondo la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani servirebbe una normativa omogenea a livello nazionale, mentre si pensa che ci saranno difficoltà di disciplinare le funzioni di controllo nel mondo digitale. Si ravvisa inoltre la necessità di cercare modalità per evitare la concorrenza sleale. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Penso che ospitalità comunque vada di pari passo con il termine dignità. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. 9.000 che stiamo ospitando in questo momento, arriveranno oltre 200.000 persone quest'anno in Italia e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà riconoscimento dello status di rifugiato. Molti sono migranti economici. Dall'altro anche penso che pensare a rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio, visto e considerato che se fossero confermati questi numeri almeno 150.000 persone dovrebbero essere riaccompagnate una ad una in un volo d'aereo con le forze dell'ordine per poi essere rispediti a casa. La vedo dura, quindi bisogna che l'Europa scenda in campo e che si risolva il problema. Appunto, questi CPR la preoccupano, che se in Veneto ne viene aperto uno? Al momento noi non abbiamo nessuna proposta per un CPR. Il CPR che cos'è? Una struttura chiusa, di solito si prende una caserma per mettersi le persone che sono oggetto di rimpatrio obbligatorio. Al momento non c'è, al momento abbiamo un grosso problema perché abbiamo fin troppi migranti
e i nostri CAS, i nostri centri di ospitalità sono stracolmi e soprattutto ricordiamo che di questo passo noi non siamo in grado di garantire nulla. E quindi che si potrà fare? Non mi occupo io degli immigranti, vorrei ricordare che c'è un commissario a livello nazionale, il soggetto attuatore è il prefetto della città capoluogo in ogni regione. Noi abbiamo sollevato il problema di scongiurare tendopoli e grandi assembramenti fin dal primo giorno. Qualcuno non ha capito l'obiettivo, adesso vedo che tutti mi chiedono la stessa roba. Il sindaco Brugnaro si è appellato al governo chiedendo di intervenire. Ha ragione, non so quale sia il contenuto dell'appello, ma se l'appello va nella direzione di dire guardate qui non ce la facciamo più è così, cioè noi siamo in grossa difficoltà visto e considerato che questi numeri sono insostenibili. Poi io sono abbastanza arrabbiato rispetto al ruolo dell'Europa, che è un'Europa che è totalmente assente, che è un'Europa che pensa di risolvere i problemi con qualche visita istituzionale, che è un'Europa che a tutt'oggi ha portato il tema dei ricollocamenti europei del famoso accordo a zero, non stanno ricollocando nessun migrante. Quindi l'Europa dovrebbe prendersi una quota parte di migranti che arrivano? No, l'Europa dovrebbe prendersi in carico il problema che non è un problema italiano, è un problema europeo. Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine dell'Europa. L'Europa non si sta occupando del più grave e grosso problema sociale che si trova ad avere oggi e che sarà e aumenterà all'ennesima potenza tra qualche anno. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Oggi in Consiglio regionale è stato approvato il disegno di legge sulle agenzie online. Cosa cambia per il mondo dell'offerta e può incidere anche sui posti di lavoro? Questa è un'opportunità in più che la Regione Veneto ha voluto dare a tutti coloro i quali vogliono aprire un'agenzia esclusivamente online. Questo non significa che chi ha un'agenzia fisica, quindi un ufficio, possa anche vendere i propri prodotti tramite online, ma abbiamo dato la possibilità a molti, visto anche la situazione della pandemia prima e l'aumento dei costi anche di gestione di uffici fisici, la possibilità di potersi cimentare in questo mercato anche semplicemente online. Questo non significa che non ci saranno i controlli, anzi i controlli sono già previsti sia da legge nazionale ma anche da legge regionale e oggi lo abbiamo anche esplicitato in maniera chiara anche tramite alcuni emendamenti, quindi diamo una possibilità in più per poter vendere prodotti anche nuovi, innovativi con il sistema online. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 30 agosto, è la farmacia Al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Quest'anno alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.